Tutto pronto al Giardino Botanico di Via Demetra ad Agrigento. Domani ospiterà la cerimonia ufficiale di intitolazione della sala riunioni alla figura di Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 e di cui ricorre proprio domani il 101° anniversario della nascita. Hanno assicurato la presenza autorità, istituzioni e un gran numero di studenti provenienti da diversi istituti della provincia. Tra questi gli studenti del Liceo Scientifico e Musicale di Agrigento Ettore Majorana, il cui coro intonerà anche l'inno di Mameli. A fare gli onori di casa sarà il commissario straordinario del Libero Consorzio Giuseppe Marino. Per l'occasione Calogero Mannino, che fu segretario regionale DC e più volte ministro della Repubblica, terrà un discorso sul ruolo politico svolto da Aldo Moro quale statista nel dopoguerra e negli anni della ricostruzione. E la figlia di Aldo Moro, che ha gradito e apprezzato l'iniziativa, ha voluto inviare al territorio agrigentino questo messaggio. Cari amici, un caro saluto e un ringraziamento vivissimo per questa iniziativa che avete voluto prendere di intitolare a papà, proprio nel giorno del suo compleanno, una sala che parla di incontro, di comunicazione, di dialogo, di capacità di stare insieme, di affrontare insieme i problemi. Certamente gli sarebbe molto piaciuto questo luogo e gli scopi per cui questo luogo viene utilizzato. Se c'è una cosa che contraddistingue davvero questa persona è la sua capacità di dialogare, la sua fiducia nel fatto che le parole, il parlarsi, possa indicare una via per risolvere problemi anche estremamente difficili e gravi. Per me è un piacere sapere che viene ricordato in un luogo che gli è affezionato in qualche maniera, che non è la prima volta che lo ricorda, dimostrando così una gentile propensione a fare della memoria una cosa viva e non solamente una cosa di circostanza. E per me è importante che questa figura possa restare. Io cerco sempre, ho cercato in questi anni di affidarlo, perché è una bella persona, è una cara persona e credo che possa fare del bene a tutti noi sapere che è esistito e che ci ha dedicato tanto della sua vita. Grazie.